Siamo al calcio, lo dicevamo nei titoli, De Laurentiis a tutto campo. Per colpa del VAR mancano 8 punti al Napoli, ha detto tra l'altro il patrono azzurro, annunciando che incontrerà Sarri la prossima settimana. Polemiche anche sui lavori allo Stadio San Paolo per le Universiadi, confermato il ritiro a Di Maro, amichevole di lusso con Liverpool ad agosto. Questi alcuni spunti, ma ci racconta tutto Fabrizio Cappella. L'attacco è frontale, la questione stadio spacca ancora una volta gli equilibri tra il Napoli e il Comune. Le date fissate per i lavori al San Paolo proprio non vanno giù a De Laurentiis, che accusa il capo di gabinetto del Comune Auricchio di incompetenza e ipotizza motivazioni differenti per la scelta delle scadenze. Io mi sono dovuto sentir dire da Auricchio, sai, noi dobbiamo fare i lavori a settembre, ottobre, novembre, dicembre, ma io t'ammazzo. Quando devi fare te questi lavori, cioè quando noi dobbiamo fare la Champions League? Io non vorrei che loro si fossero fatti i vari calcoli che per far un pochettino l'assist al fratello del sindaco che deve organizzare i suoi concerti vogliono cominciare più tardi i lavori, perché i lavori devono cominciare dal 21 maggio in poi. Dura e immediata la replica del sindaco, non ci sarà nessun disagio né per la squadra né per il pubblico. Aspettiamo le scuse di De Laurentiis nella speranza che si sia trattato solo di un colpo di sole, fa sapere il primo cittadino. L'appuntamento di stamattina a Castelvolturno in realtà doveva servire a presentare il prossimo ritiro estivo, 8° anno consecutivo a Di Maro, dal 10 al 30 luglio azzurri in Trentino. L'anno scorso 70.000 presenze per la piccola località in Trentino, dunque inevitabile il proseguimento del rapporto. C'era naturalmente però nella presentazione di questa mattina a Castelvolturno tanta attesa, soprattutto per sapere il destino di Sarri da De Laurentiis. Ascoltiamo le sue parole. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana, ma non vi dovete preoccupare, visto che ha fatto 3 anni importanti, quindi credo che il Napoli a lui abbia dato qualcosa e lui ha saputo gestire e ha dato qualcosa al Napoli, no? Infine il passaggio sull'esito del campionato e su uno scudetto virtuale dell'onestà da assegnare al Napoli. Se ci sono stati rubati 8 punti, io dichiaro che lo scudetto è del Napoli, che poi qualcuno ce l'ha levato, qualcuno delle organizzazioni, no? E intanto proprio a proposito dello Stadio San Paolo, domani o al più tardi lunedì partiranno i bandi per il rifacimento della pista d'atletica e per la nuova illuminazione in vista delle Universiadi 2019. Lo ha deciso la cabina di regia del Consiglio dei Ministri che si è riunita oggi a Roma. Voltiamo pagina. San Giorgio a Cremonese.